Ci sono due manifestazioni, scuole partecipate, si annunciano 500 tagli, nei fatti il sindaco metropolitano e il ministro della funzione Madia stanno per preparare 500 tagli per quelle partecipate che sono afferenti ai servizi scolastici. Partecipate sono enti di diritto pubblico con capitale al 100% del Comune di Catania. Secondo elemento, gli assistenti igienico personali sono da 4 mesi senza stipendi, l'Unicobas procede, gliel'abbiamo detto al prefetto, con atto di decretazione ingiuntiva, cioè significa il sindaco non può trattenersi soldi per i disabili e gli stipendi per gli assistenti igienico personali. Terzo elemento, Catania ha una dispersione scolastica del 26% nei professionali e nei tecnici e hanno deciso attraverso le 8 deleghe che stiamo contestando oggi, hanno deciso nei fatti di consegnare l'istruzione professionale e tecnica alla formazione professionale siciliana, quando noi sappiamo che un signore è stato agli arresti balneari e un altro signore è agli arresti domiciliari perché sono spariti centinaia e centinaia di migliaia di euro. Riusciamo a capire solo una cosa, che dagli appalti Consip alle partecipate alle scuole viene negato il diritto al lavoro, viene negato il diritto alla disabilità. Abbiamo già presentato al prefetto stamattina il dato drammatico, il 70% degli studenti insistono su classi pollaio. Riteniamo un obbligo, ma in questo senso la prefettura per alcuni aspetti ci ha rassicurati. Intendiamo che subito la prefettura ha assunto l'impegno di convocare il sindaco metropolitano, i rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione subito dentro la prefettura, perché dobbiamo monitorare il territorio catanese.